Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e ora andremo a provare a fare un trucco contro la partita italiana, che sarebbe quella che c'è stata in questa partita, ossia E4 E5, cavallo F3 e cavallo C6 e alfiere C4. Questo trucco inizia con cavallo D4, che è una mossa chiaramente sbagliata perché muove il cavallo due volte in apertura senza andare avanti con lo sviluppo, senza un vero motivo, semplicemente andando nel campo avversario dove potrà essere eventualmente anche attaccato. L'unica nostra speranza in questa posizione è appunto che il bianco mangi questo pedone in E5. Facendo ciò, lui è caduto completamente nella nostra trappola. Infatti adesso segue donna G5, con la quale si attacca sia il cavallo che il pedone G2. Ora vediamo che tra l'altro il cavallo attacca anche il pedone F7. Speriamo che lo mangi, così vi faccio vedere perché è sbagliato. Se il pedone viene mangiato con l'alfiere, con anche scacco, semplicemente il mio re sarà costretto a spostarsi qua, però a questo punto, nonostante io abbia perso l'arrocco, il mio avversario si ritroverà sia con il cavallo, rivediamo un attimo, adesso ho mosso, sia con il cavallo in presa che con l'alfiere attaccato dal mio re, quindi sicuramente alla prossima mossa il bianco avrebbe perso un pezzo. Cavallo per F7, segue la nostra donna per G2, quindi abbiamo un contrattacco sulla torre, quindi adesso mangiare non è indicato perché seguirebbe la presa. Torre F1, a questo punto donna per E4, la donna non può parare perché c'è il cavallo, quindi il bianco sarà costretto a parare con l'alfiere. Se... ok, alfiere 2. E adesso provate a mettere in pausa il video, vediamo se anche voi vedete questo matto molto molto carino. Con cavallo F3. Ok, Vanni Maceri ha vinto ancora. Questa partita rivediamola un attimo. E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4. Cavallo D4 è una mossa meramente speculativa. Infatti adesso se il bianco avesse giocato C3 il nero non avrebbe avuto altro di meglio che mangiare in F3 e dopo donna per F3 il bianco è in evidente vantaggio di sviluppo. Il bianco ha mangiato e quindi siamo contenti. E dopo la presa in E5 il nero vincerà forzatamente con la sequenza che abbiamo visto in partita. Provate anche voi a fare questo trucco, però siate consapevoli che è molto rischioso. Ciao a tutti, grazie mille e alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!